Quasi 300 persone tra privati cittadini e professionisti ad un incontro dedicato al benessere condiviso che rimette al centro della vita aziendale l'uomo e l'ambiente, segno che i tempi stanno cambiando e che l'economia ha più senso se si affianca al benessere delle persone, specie in un momento storico in cui ci sono poche certezze. Per analizzare strategie ed effetti pratici del nuovo pensiero economico sono stati coinvolti due esperti del fenomeno delle società benefit di rilievo internazionale: Stefano Zamagni, già docente di economia politica all'Università di Bologna e ora presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, e Massimiliano Marzo, professore di economia politica all'Università di Bologna. L'evento è stato organizzato da Agenzia Generale di Montebelluna di Generali Italia e si è parlato anche di Prosecco. Una delle eccellenze che è conosciuta veramente in tutto il mondo, quindi senza dover fare dei nomi specifici, è quella del Prosecco. Il Prosecco è una realtà che è collocata su tutti i mercati del mondo ed è una realtà che identifica questa regione da questo punto di vista. Ora il tema è che tipo di prospettiva in ottica di economia del benessere per poter far crescere un'eccellenza come questa. Ora noi sappiamo molto bene produrre tanto ha dei costi che possono essere contrari all'equilibrio e alla sostenibilità ambientale. Oggi avere un posizionamento eccellente sul mercato globale significa anche produrre con un livello di qualità superiore rispetto al passato. Oggi tutti quanti sono disponibili ad acquistare un prodotto che abbia anche il rispetto dell'ambiente, che abbia la capacità di essere sostenibile e che quindi sia in grado di accontentare tutti, sia chi produce sia chi compra, chi acquista, perché ovviamente se uno acquista un prodotto e sa che dentro ci sono problematiche di natura organolettiche, evidentemente potrebbe non essere contento. Allora, come realizzare la quadra di questa situazione? È molto semplice, bisogna investire molto sulle attività di produzione rispettose dell'ambiente, quindi la lotta integrata, e non avere paura di, farsi pagare per la propria qualità. Questo non è più un problema oggi, perché esiste nel mondo una domanda di prodotti di alta qualità che ha una volontà, una capacità di acquistare prodotti di alta qualità anche ad elevato prezzo. A conclusione, alcune best practice: l'esperienza del trevigiano Claudio Tirindelli alla guida dell'azienda veneta Rione Fontana, divenuta B Corp quest'anno, e quella di Nativa SRL, prima B Corp italiana con collaborazioni anche nella marca. Il territorio veneto è da sempre riconosciuto come patria del profitto, della produzione e del lavoro prima di tutto, ma non sempre al benessere economico corrisponde il benessere sociale. Non esiste un'impresa che possa, fiorire senza il concorso del territorio, ma se le cose stanno in questi termini è ovvio che tu sei civilmente responsabile, quindi la parola civile è importante, perché rinvia alla parola latina civitas, cioè l'imprenditore fa parte della civitas. E l'imprenditore che non riesce a capire questo purtroppo è destinato a, non dico a scomparire, ma a vedere diminuito il suo ruolo e la sua funzione, e alla fine probabilmente anche gli stessi conti economico-finanziari non potranno ottenere. Ma soprattutto non avrà questo imprenditore quel sano orgoglio di dire: ho contribuito allo sviluppo della mia comunità e del mio territorio. Ecco perché è necessario affrettare i tempi per spiegare queste cose. Come sono posizionate le piccole e medie imprese venete in questa transizione di cui ho fatto parola poc'anzi? Direi che sono mediamente posizionate bene. Il Veneto è una realtà di tutto rispetto. Quello che rilevo è che occorrerebbe uno sforzo maggiore sul fronte propriamente culturale per far comprendere quello che dicevo poc'anzi, e cioè che l'impresa deve considerarsi essa stessa una agente di trasformazione del territorio.